Ovviamente siamo su un luogo di una tragedia terribile che in queste zone è ancora particolarmente sentita, ed è giusto anche che il ricordo sia un ricordo assolutamente intenso, e che insomma si ricordi chi non c'è più e chi ovviamente è rimasto in questi territori. Allo stesso tempo però, e proprio per queste ragioni, dobbiamo anche immaginare che quel luogo diventi, se possibile, un luogo non soltanto della memoria, ma che aiuti anche queste persone, queste famiglie e l'economia locale. Ecco perché abbiamo fatto oggi un tour estremamente interessante all'interno della diga, grazie anche all'Enel, e io immagino, anzi sarà oggetto sicuramente di una mia corrispondenza prossima con l'Enel, proprio di immaginare, se possibile, una collaborazione, visto che c'è un monitoraggio costante della diga da parte dell'Enel, c'è un lavoro ancora quotidiano, se è possibile aprirlo, anche perché credo che i cittadini vogliano conoscere quest'opera di cui hanno sentito parlare, e credo anche che abbiamo bisogno di presentare questi luoghi anche con un volto nuovo. Dall'altra parte, questi territori sono territori che vivono, e dobbiamo immaginare che questa montagna sia una montagna dove non c'è più lo spopolamento, ma che sia una montagna che veramente può ancora offrire servizi, luoghi in cui vivere, e la possibilità ovviamente non solo di ricordare, ma anche veramente di guardare al futuro. Innanzitutto un territorio che non va abbandonato. Sappiamo bene oggi cosa significa lo spopolamento delle nostre montagne, cosa significa l'avanzamento del bosco, l'avanzamento della natura e l'incapacità che abbiamo di leggere il futuro nei territori montani. E se a questo uniamo il fatto che questo territorio in particolare è un territorio su cui si può realmente costruire un percorso che da un lato turistico, ma dall'altro può essere anche di tipo economico, con piccole produzioni, possiamo creare quella microeconomia che può realmente mantenere persone nelle vallate. Tutto questo va fatto assieme anche agli altri comuni. Non è pensabile che un comune solo riesca a tenere in piedi il tutto, e quindi in un ragionamento anche di comunità più ampie, in questo caso le UTI, si può fare un ragionamento in cui lo sviluppo sia di un'intera area, e allora in questo modo realmente possiamo dare delle risposte a quelli che sono gli abitanti di questa zona, che devo dire la verità sono straordinari nel mantenere, nel curare tutto quello che è possibile fare con le risorse che hanno e con il numero di abitanti che ci sono.